Noi barricati in casa a respirare solitudini e ci attacchiamo a macchine come malati terminali di malinconia. Guardiamo negli schermi le altre vite che ci scorrono, le persone che passano e ci lasciano fuori. E siamo virtualmente dipendenti da correnti, come in un videogioco trascinati dagli eventi, come bambole passate nelle stanze dei bambini che crescendo non le guarderanno più, e crescendo non le abbracceranno più. I corpi per la strada sono solo degli ostacoli da superare in fretta per tornare presto a casa e non guardare dietro più. Il mondo visto solo dentro a dei cristalli liquidi, investiti da immagini, dai vivaci colori, sicuri di non essere stati mai così contenti. Nell'anima, nel cuore, nelle orecchie, nelle menti, noi pacifici soldati, pienamente realizzati, fino a quando non ci capiremo più, quando non ci riconosceremo più. Poi un giorno la corrente finì, il contatto sulla rete sparì, qualcuno si suicidò, qualcuno impazzì, e la vita della gente cambiò, e la gente fuori casa tornò, si misero a parlare e si sentì cantare per la strada.